Uno degli ultimi appuntamenti di Void, in collaborazione con State of Academy e il Comune di San Donat di Piave, consiste in un corso di progettazione parametrica. Che cos'è la progettazione parametrica? Cerchiamo di rendere le cose difficili semplici, se è possibile. Progettazione parametrica significa progettare edifici sostanzialmente utilizzando degli strumenti, ovviamente digitali, che ci permettono di farlo attraverso elementi, porte, finestre, muri, solai. Parametrici vuol dire che aggiungiamo delle informazioni, dei numeri, delle dimensioni e queste vanno a creare un edificio. Si prende un progetto di massima da sviluppare e lo si porta fino a compimento, cioè alla stampa finale, con tutti gli elaborati che normalmente vengono prodotti per la consegna in comune e per l'ottenimento degli autorizzativi per poi realizzare la costruzione. E l'idea che abbiamo avuto è stata quella di creare un progetto di ristrutturazione. Tutti quanti noi abbiamo fatto lavoro in casa, quindi possiamo capire che cosa significa, e se io vado a ristrutturare un fabbricato ci sono degli iter, cioè dei passaggi obbligati come le demolizioni, le ricostruzioni, non vado sul tecnico, che comunque devono essere realizzate e presentate. Qui, con questo software, con Revit o con qualsiasi software di questo tipo, è molto più semplice quando uno ovviamente sa dove mettere le mani. Come è andato il corso? Qual è stato il feedback? Cosa hai insegnato? Beh, il corso, devo dire, ha avuto una bellissima risposta, è stato il primo corso come master di progettazione parametrica in collaborazione con Void. Devo dire che i ragazzi hanno lavorato molto bene, ho visto tantissimo interesse, anche perché gli abbiamo fatto capire che poi questo è il futuro di chi vuole progettare i prossimi buildings e trovare lavoro in questo campo qui. Io ho insegnato la parte di rendering, quindi con V-Ray, e devo dire che, diciamo, a coronamento del percorso che hanno fatto è quello che poi restituisce un'immagine fedele del progetto, di come quello che sarà il progetto definitivo. Riteniamo che, affiancato alla progettazione, la presentazione del progetto sia altrettanto importante, perché molto spesso ci si relaziona con tante persone, investitori eccetera eccetera, che non sono così tecnici, quindi restituire un'immagine del progetto realistica è assolutamente un valore aggiunto.